300.000 € per riattivare nel 2014 l'occupazione nella Marca trevigiana. A tanto ammonta la somma stanziata da Ebicom, ente bilaterale della provincia di Treviso per il commercio, il turismo e i servizi, per finanziare l'innovativo accordo sottoscritto da Unascom, Confcommercio Treviso, insieme alle organizzazioni sindacali provinciali. Un'iniziativa, unica nel suo genere, che incentiva le imprese ad assumere persone che abbiano perso il posto di lavoro e che già percepiscono l'indennità di disoccupazione. Attraverso tale accordo, infatti, i disoccupati che vengono assunti non perdono il sussidio, ma lo portano in dote al datore di lavoro per tutto il periodo rimanente di ammortizzatore, fino ad un massimo di 14 mesi, andando così ad alleggerire il costo del lavoro. In particolare, ogni contratto a tempo determinato può portare un incentivo di 200 € al mese, mentre per i tempi indeterminati si arriva fino a 600 € mensili. Accordo che per il presente aiuta i lavoratori usciti dalle imprese e per il futuro fa una forte azione formativa nei confronti dei lavoratori e delle imprese, dà una mano alle imprese che assumono i lavoratori in uscita in termini economici, insomma può segnare una specie di cambio di passo. Negli anni scorsi davamo il sostegno esclusivamente al lavoratore che aveva perso il lavoro, oggi tentiamo di mettere in pista la stessa cifra bilaterale, come dire, nel senso che la diamo al lavoratore per il lavoro, ma la diamo anche all'impresa che dà lavoro a questo lavoratore, in modo che noi i soldi li spendiamo comunque, ma cerchiamo di costruire una politica più attiva di inserimento nel mercato del lavoro. E il messaggio che rivolgiamo alle imprese è che se si danno da fare, chiaramente non basta questo, perché se non c'è il lavoro è difficile assumere, però se c'è il lavoro magari assumendo lavoratori che sono precettori di questo sostegno reddito magari hanno un minimo, per quel che possiamo fare, di riduzione del costo del lavoro. L'obiettivo è creare un modello di welfare attivo e articolato. L'accordo promosso da Confcommercio infatti non solo permette il recupero della risorsa lavorativa, ma supporta anche le imprese nei percorsi di formazione professionale e di tutela della sicurezza sul luogo di lavoro. Il tutto è valido sia per i lavoratori del terziario riassunti da imprese di altri settori, sia per le aziende iscritte ad Ebicom che diano un posto a persone disoccupate indipendentemente dal settore di provenienza. La formazione è uno dei pilastri fondamentali di questo accordo, è una delle cose in cui ci crediamo sia come organizzazioni sindacali sia come parti datoriali e veramente abbiamo voluto investire diverse risorse su questa formazione che deve essere riqualificazione, formazione continua per i lavoratori, ma deve essere anche una formazione per le persone che sono occupate all'interno delle aziende, che sono preposte appunto a fare contrattazione e che sono preposte in qualche maniera a, come posso dire, a creare nuove modalità di lavoro e di organizzazione. In un'impresa con 3 dipendenti che il documento di valutazione dei rischi sicuramente non saprebbero mai cos'è nella loro vita lavorativa, con questo sistema l'azienda viene qui, lo controlla, lo verifica, lo accerta, lo appura con il rappresentante territoriale alla sicurezza e quindi dà una risposta anche a questi lavoratori qui, e l'azienda dall'altra parte è, come dire, sanata dall'obbligo, perché come si sa c'è un obbligo di legge nel consultare il rappresentante della sicurezza. Quindi sono due aspetti: da una parte abbiamo la tutela, dall'altra parte abbiamo l'azienda che è salvaguardata negli obblighi di legge. Un importante accordo, uno strumento come dire, concreto e reale, oltre che tecnicamente all'avanguardia, per creare un buon lavoro, per incentivare le imprese ad assumere quantomeno le persone sulle mansioni e le specializzazioni che oggi il mercato chiede. Negli ultimi 5 anni sono stati spesi in Italia 23 miliardi di euro per la cassa integrazione. Se una parte di questi almeno incominciassimo oggi a utilizzarli in maniera diversa, prendendo spunto da questo accordo, forse ci troveremo con più occupati qualificati e quindi più prospettive per un rilancio dell'economia e perché le imprese restino sul mercato.